Oggi 27 maggio presso l'Aula Magna del Brunelleschi, oggi sezione dell'Istituto Gallo, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi ha avuto ancora una volta il privilegio, mi piace definirlo così, di condividere un momento importante con i ragazzi che hanno lavorato al progetto Kairos, un progetto nazionale che va avanti da qualche anno e che in maniera veramente eccellente porta avanti la valorizzazione dell'opera della scuola nella formazione dei ragazzi, nel superamento delle diversità, nel superamento dei pregiudizi, nel superamento di quelle difficoltà che possono provenire dall'inserimento, dall'integrazione, dall'inclusione sociale che comunque deve essere un diritto di tutti. Alla presenza ovviamente di grandi personalità come il nostro governatore Cirillo, come Franco Cirillo, come il secondo vice governatore Paolo Valenti, la nostra referente nazionale Emanuela Candia, il nostro delegato Mario Palmiciano che è intervenuto con un messaggio, alla presenza anche della nostra Mariella Antinoro, componente appunto di questo progetto. Per questo progetto abbiamo portato avanti con i ragazzi una serie di attività. Sono state coinvolte 3 classi del Brunelleschi che opportunamente guidati hanno realizzato dei prodotti straordinari, un cortometraggio, hanno realizzato anche delle relazioni veramente eccezionali che hanno permesso comunque di pensare speciale per cogliere la diversità, la ricchezza nelle differenze. È lo slogan di questo progetto Kairos, integrazione al contrario, che il distretto 108YB Sicilia e soprattutto il nostro governatore Francesco Cirillo ha voluto fortemente far entrare nelle scuole per portare i ragazzi alla riflessione, i giovani che sono il nostro futuro, per far riflettere sui punti di forza e di debolezza di quei soggetti che hanno uno standard di normalità diverso, e quindi questo progetto fornisce tutti quegli strumenti che servono a ricondurre, a riportare tutti gli uomini alla dignità umana. Questo progetto è entrato nelle scuole della nostra Sicilia e ha avuto grande successo anche nella nostra provincia, grazie alla collaborazione del referente nazionale Emanuela Candia, che ci ha dato delle direttive, dei nostri governatori di tutto il distretto e naturalmente dei referenti delle scuole, dei dirigenti scolastici che hanno capito e hanno